Iniziamo questa rassegna stampa con un lutto molto grave. Ieri la notizia è circolata, vi ha già raggiunto praticamente tutti, insomma, oggi i giornali quotidiani bellunesi non possono che dedicare grande spazio e grande dolore per la morte di Massimo Crepaz, che aveva solo 57 anni, lavorava sugli impianti a fune nella zona del Padon in territorio del Vinallongo, appena sopra Arabba, i suoi paesi, i suoi posti. È morto trascinato dalla fune, stava eseguendo delle manutenzioni sull'impianto ed è morto così, sul lavoro. Incidente durante la manutenzione della seggiovia Padon 1, tra un pilone e l'altro, sequestrato il carrello, disposta l'autopsia. In prima pagina sul Corriere delle Alpi, ma così vedremo anche tra un attimo sul Gazzettino, c'è la fotografia di Massimo Crepaz. L'annuncio doloroso della sua morte è stata data nel necrologio da parte dei familiari, la moglie, i figli, ma tutta la comunità è in lutto, tant'è vero che è stato proclamato proprio il lutto a livello del comune, no? Impigliato al cavo della seggiovia su cui stava intervenendo. Così è morto Massimo Crepaz, 57 anni, di Livinallongo, e poi il Corriere propone un ritratto: se avevi bisogno arrivava sempre, Alpini e Calcio piangono Mamo, questo era il suo soprannome, Massimo Mamo. Le reazioni: i sindacati in campo per la sicurezza, servono controlli e più formazione. Vi faccio vedere le 3 pagine all'inizio del giornale, proprio il primo sfoglio che il Corriere delle Alpi dedica a questa disgrazia tremenda. Tecnico muore trascinato dalla seggiovia, è il titolone gigante di pagina 2. C'è anche una ottima infografica, una cartina che ci mostra dove è accaduto l'incidente. Diciamo che si è vista un po' di confusione sui giornali, insomma, nel riferire il luogo preciso, attribuendolo al versante della zona del Passo Padon che guarda il Fedaia, invece no, era sul versante di Arabba. Massimo Crepaz stava operando sulla Padon 1, alla manutenzione delle rulliere, accertamenti in corso su una mancata comunicazione o su un aggancio sbagliato. Qui si vede proprio il luogo dell'incidente. Sostanzialmente siamo sull'ultimo balzo dell'impianto che, salendo dai monti alti di Ornella sopra Arabba, arriva poi alla sella al di là della quale c'è il rifugio del Padon. Eh, Tutto territorio bellunese, di piste bellissime, di impianti che funzionano perfettamente. Lo stesso rifugio Padon ha una fama rinomata. Salutiamo anche da qui Gemma, che lo gestisce. E ecco, insomma, in questo contesto, un contesto tutto nostro, di grande qualità, di tanto lavoro, insomma, è purtroppo maturata questa tremenda disgrazia. L'inchiesta aperta in procura, carrello sequestrato e autopsia. Come ovvio, si cercherà di capire di chi sono le responsabilità. E poi, insomma, il ritratto: chi era quest'uomo. Calcio, Ana, cioè gli alpini, e paese piangono Mamo. Se c'era bisogno lui arrivava sempre. Nel Fodom giocava come mediano prima di diventare allenatore. Vedremo una foto di Mamo con le sue ragazze, perché allenava il calcio femminile. Alla festa alpina del Col di Lana saliva prima per accogliere gli altri. È, insomma, una persona totalmente dedita alla propria comunità e anche appunto alle strutture turistiche, era il suo lavoro, della propria comunità. Iter burocratico in corso per rinnovare l'impianto. Si sta parlando degli impianti su cui si è discusso anche negli anni scorsi, insomma, perché con molta decisione la proprietà ha deciso di continuare a investire sulla linea del Padon quando si affacciavano anche altre ipotesi, no? Ehm, C'è un nuovo impianto nel futuro del collegamento Monti di Ornella Passo Padon. A luglio la conferenza di servizi svoltasi negli uffici della provincia ha dato il via libera alla realizzazione dell'impianto con alcune prescrizioni. Il passaggio a Palazzo Piloni era propedeutico alla convocazione di una conferenza di servizi conclusiva a seguito del deposito delle integrazioni e al rilascio del nulla osta da parte del Ministero delle Infrastrutture. Il nuovo progetto è stato sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, valutazione di impianto ambientale,
dice il Corriere delle Alpi, e ha ottenuto il parere di non assoggettamento alla VIA. Il progetto è stato presentato dalla società Hunter-Crep di Arabba e di fatto prevede la realizzazione di una nuova seggiovia in sostituzione dell'impianto Piani Arti di Ornella Passo Padon, che ormai ha 40 anni di vita, nell'ottica di miglioramento dell'area sciistica Arabba-Portavescovo, portata avanti da Funivie Arabba. Il nuovo progetto prevede una seggiovia moderna a 6 posti ad ammorsamento automatico con portata oraria di 1.800 persone, che migliorerà non solo la capacità di trasporto ma anche il comfort degli sciatori. Questo ve l'ho letto per dirvi come siamo in una zona della provincia di Belluno dove veramente si fanno i saldi mortali, si potrebbe dire, per migliorare sempre l'offerta turistica, e quest'uomo ci lavorava e ci credeva. Dice questo riquadro: una famiglia segnata dal lutto, perché anche il papà morì quando Massimo era piccolo, morì in un incidente sul lavoro. Lui era un operaio dell'ANAS ed era morto nella zona di Digonera, poco a sud, insomma, della sua Vallata Fodoma, in territorio di Roccapietole. Pagina 4, Mamo, un concittadino speciale, Livinallongo ha proclamato il lutto, e c'è la fotografia della squadra di calcio femminile. Era il mister delle ragazze, le ragazze sono sconvolte ovviamente, i sindacati mobilitati chiedono controlli e più formazione, dicono il prezzo è inaccettabile. E qui c'è un dato, questo ve lo leggo. Belluno, la provincia di Belluno, secondo i dati INAIL, è maglia nera per l'incidenza di morti sul lavoro. Sentite un po', quella di Massimo Crepaz nella foto non è una tragedia isolata. Purtroppo nel 2022, secondo la ricerca effettuata dall'Osservatorio Sicurezza di Vega Engineering su dati INAIL, la provincia di Belluno ha rimediato la maglia nera, cioè il peggiore, in Veneto per il tasso di incidenti mortali sulla platea dei lavoratori. La classifica regionale consegna a Belluno, che è l'ottava provincia in Italia, il triste primato con 9 decessi su 85.809 occupati, per un indice di rischio calcolato pari a 69,9, quasi il doppio del dato Veneto, che ha l'indice a 35,6. 35,6 il dato Veneto, 69,9, praticamente 70 il dato bellunese, cioè da noi si muore sul lavoro praticamente il doppio di quello che accade nella media regionale. L'anno precedente l'indice era fermo a 23. 6 morti si sono verificati durante l'orario di lavoro e 3 nel tragitto tra casa e lavoro. Se si guarda invece agli incidenti sul posto di lavoro, il bellunese è passato dai 2 casi del 21 ai 6 dello scorso anno, con un incremento del 200%, quindi una situazione che è tutt'altro che in miglioramento. Anche lo Spisal di Belluno ha avviato 71 inchieste per infortuni su richiesta del 118 o su delega della procura, scusate. Pagina 5, la successiva, si parla di altri incidenti sul lavoro. Il tema è caldissimo, c'è il corteo per i 5 operai travolti dal treno a Torino, ma intanto si viene a sapere che in Puglia un imprenditore è stato schiacciato dal cestello di un autogru. Insomma, sono tanti, sono troppi le persone che periscono lavorando, e ci si deve porre il problema dell'accuratezza dei controlli, ma anche della preparazione di queste persone. Qualcuno già ieri scriveva, vabbè, ma mettiamo anche che fossero state rispettate tutte le norme, ma i ritmi di lavoro? Cosa si chiede a queste persone? C'è un controllo, c'è un'urgenza sul rispetto delle norme di sicurezza? Beh, insomma, i cantieri li vediamo tutti, e quante volte vediamo su per le impalcature persone senza il caschetto. Vuol dire che ci sono magari persone, spesso anche gli operatori sono disattenti, e insomma passano via quelli che stanno sopra di loro, insomma, che dovrebbero controllare. Adesso non è questo il caso, cioè io qui non mi azzardo a dire quali sono le cause, non le conosciamo, c'è la procura che indaga, insomma, e sapremo presto le conclusioni. Insomma, fatto sta che questa povera persona di 57 anni
è morto in questa situazione. Allora, purtroppo abbiamo cominciato così questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu di oggi, che è martedì 5 settembre. Siamo sempre noi dell'Amico del Popolo a condurre la rassegna. Buongiorno a tutti da Luigi Guglielmi. Vediamo il Gazzettino di Belluno come apre, e non può che aprire su questo. Muore al lavoro davanti al collega. Massimo Crepaz, 57 anni, dipendente della Araba Funivie, ha perso la vita ieri durante la manutenzione di una seggiovia. La tragedia vicino al rifugio Padon, dall'altra parte, ripetiamo. Stritolato dalle pulegge, forse per un difetto di comunicazione, aperta un'inchiesta. I sindacati dicono: chi ha sbagliato paghi. Ecco, questo è il versante appunto sbagliato, questo della foto, vedete, perché qui dove si vede questa gente, amici della radio, sto mostrando per chi ci segue sui social le pagine di questa rassegna stampa. Poi anche voi seguiteci sui social, e se gradite questa rassegna, mi raccomando, mettete un like, perché così mostriamo a Facebook che è un prodotto che vi piace. Insomma, è importante che voi mettiate un like o che mettiate un commento. Ecco, vi dicevo, in questa foto della zona dove è successo il disastro, questa tragedia, insomma, in realtà è inquadrato il versante sbagliato, perché dove ci sono queste persone qui in basso c'è sostanzialmente la sella del Padon, e a sinistra, guardando la foto, appunto si vede il rifugio Padon e la Marmolada sullo sfondo, l'inizio della pista. Arrivo poi qui dell'impianto che sale dalla zona del passo da sotto il Fedaia. Ma l'incidente è accaduto al di qua, cioè al di là della sella, nella zona che guarda giù verso Arabba, verso il massiccio del Sella. Ecco, il sindaco, lutto cittadino il giorno del funerale, gli alpini in prima fila quando c'era qualcosa da fare. Sul Gazzettino finisce anche in pagina 11 del Nazionale. Il Gazzettino dedica 2 pagine a questo tema, 3 ne dedica il Corriere, giusto così per darvi una misura, se volete saperne di più o se volete leggere che cosa c'è sui giornali su questa tristissima vicenda. In prima fila, quando c'era qualcosa da fare, è il commento degli alpini, abbiamo già visto. Dunque, già che sono sul Gazzettino, vi mostro quali altri titoli sono su questa pagina, poi torniamo a vedere quali sono le altre notizie principali proposte dal Corriere delle Alpi, dopo aver approfondito appunto questa triste vicenda. Nevegal, progetto senza cemento, non vogliamo aggiungere cemento, non intendiamo costruire qualcosa di nuovo, ma vogliamo ristrutturare quello che già c'è sul Nevegal. È un progetto sostenibile e rispettoso dell'ambiente, quello di Nevegal 365 SRL, la nuova società per la rinascita del Colle, con investitori algerini e italiani, impianti di risalita, alberghi rinnovati, un campo da golf, un camper park. Approfondisce per il Gazzettino Federica Fant. San Gregorio nelle Alpi. Viviamo circondati da topi e vipere. L'erba cresce incolta nel terreno e intorno alle opere di urbanizzazione iniziate e mai finite. Un terreno che è diventato la casa di topi, zecche e vipere. Una situazione che dura ormai da oltre 10 anni e che i residenti della frazione di Luni, nel comune di San Gregorio nelle Alpi, non riescono più a sopportare. Per questo hanno deciso di rendere pubblica la vicenda, e ce la racconta Scartona, pagina 9, per chi vuole approfondire. Siamo sul Gazzettino. Partono i lavori, riapre la strada del Tre Croci, era stata interrotta qualche giorno fa, ricorderete, per quella colata di detriti anche abbastanza preoccupante, scesa dalle montagne, finita a ridosso degli edifici e scesa fino a invadere appunto l'asfalto. La strada del Passo Tre Croci sarà riaperta oggi in giornata, ce lo scrive Marco Di Bona. Ciao Marco. In qualche modo potrà essere regolato il transito dei veicoli, mentre si lavorerà sul pendio sovrastante per mitigare il rischio idrogeologico nella zona in cui si è verificata un'importante colata di detriti la scorsa settimana. Stanno dunque per terminare i disagi dei numerosi utenti di quel collegamento vitale che mette in relazione la conca di Cortina con la Valle d'Ansiei, cioè con la zona di Misurina, percorso ogni giorno da centinaia di lavoratori. Le ottime previsioni meteorologiche di questo periodo inducono all'ottimismo sui tempi di soluzione del problema. Ieri c'è stato un altro sopralluogo, vogliono fare un vallo con la possibilità appunto di contenere lì dentro eventuali nuovi scarichi, no?
Longarone oggi a Mestre l'accordo per Safilo e i sindacati provano a ricompattarsi. Ieri ci sono stati segnali di pace lanciati dalla CISL. Avrà inizio alle 9 stamattina a Mestre, nella sede di Veneto Lavoro, l'incontro in cui dovrebbe essere definito l'accordo della svolta per lo stabilimento e soprattutto per i 450 lavoratori della Safilo di Longarone. E intanto da una parte dei sindacati si tenta di ricucire lo strappo con la CGIL, che è contraria all'accordo. Qui è Giovanni Santin che approfondisce tutto a pagina 10 del Gazzettino. Vi ho detto che tornavamo sul Corriere delle Alpi per vedere le altre notizie di prima. Eccoci qui, una vicenda accaduta a Belluno, una donna che aveva passato il fine settimana con un uomo a Borgo Pra, nel centro storico a Belluno. Poi c'è stato un epilogo abbastanza così pesante, perché questa donna scese in strada con un sanguinante, una ferita sotto lo zigomo, dicendo che improvvisamente, senza motivo, l'uomo l'aveva colpita, l'aveva picchiata usando una chitarra. L'uomo fornisce una versione diversa, adesso si tratta di indagare e capire un po' che cosa è successo. Anche qui c'è la notizia del Passo Tre Croci che oggi riapre dopo i controlli sulla frana. In arrivo 22.000 lettere per i bolli auto non pagati. Nel 2021 molti bellunesi non hanno pagato il bollo, dice il giornale. In provincia il mancato incasso da parte della regione è di 6,2 milioni di euro. In arrivo 22.346 lettere come richieste del saldo. Il censimento a Belluno è chiusa e vuota una casa ogni 4. Parliamo di Belluno città. Belluno, una casa su 4 non è abitata. Tante le case inutilizzate in città e negli ultimi anni i passi avanti sono stati modesti. A certificarlo è uno studio del Sole 24 Ore su dati Istat. C'è la notizia in taglio basso di un rifugio di guerra rimesso a nuovo che ospiterà i turisti. C'è anche la foto e la notizia relativa a Giselda Torresan, influencer di Seren del Grappa, che ha 132.000 follower su Instagram. Sono tanti, se ne cedesse un po' non ci dispiacerebbe, scherzo. Giselda Torresan che sfida le critiche e accetta l'invito del Grande Fratello. Ieri, a dire il vero, ci sono tanti altri articoli interessanti anche all'interno. L'invito è sempre il solito, insomma, cercate di andare di considerare se comprare questi giornali che vi presento. D'altra parte la presentazione la facciamo così, toccandoli appena. Bisogna che poi sosteniate anche il lavoro dei giornalisti, dei colleghi, in questo caso, visto che parliamo del Gazzettino e del Corriere delle Alpi, andando ad acquistare i giornali. Cattedre vuote, scuola al via senza docenti, il 30% dei prof è precario nonostante il concorso ordinario. Le nomine sono in ritardo, caos convocazioni a Belluno e Rovigo, mancano maestri e insegnanti di sostegno, ma comunque alle medie e alle superiori anche cattedre di insegnamenti che sono basilari, come quelli di italiano, di latino, di storia e di matematica, fanno fatica ad essere coperti. C'è il commento di Vincenzo Milanesi che dice: è l'istruzione la vera emergenza nazionale. Vado avanti velocemente perché volevo farvi vedere sulle pagine di Belluno, vabbè, l'apertura è sul discorso delle case vuote, poi la vicenda della donna con il volto insanguinato, il bollo che non viene pagato. C'è il problema della Gran Fondo che si è disputata l'altro giorno del Dragone, che non è detto che verrà ripetuta l'anno prossimo perché gli organizzatori chiedono maggiori aiuti. C'è però anche la notizia che volevo darvi relativa, ma insomma la trovo o no, del passo, della zona del Passo Vallesse, dove una persona ieri, niente, non riesco più a trovarla, dove ieri una persona ha avuto un malore ed è morto, e a nulla sono valsi i soccorsi da parte vabbè, insomma, la trovate sui giornali, insomma, eccolo qua, muore per malore mentre scende dal rifugio La Resei. Dunque, mi fermo qui. Io vi auguro una buona giornata, un buon martedì 5 settembre, e vorrei anche da qui esprimere così un abbraccio, la vicinanza anche nostra, del nostro giornale. Tra l'altro, insomma, l'Amico del Popolo è molto diffuso nella zona del Divinallongo, alla famiglia e ai conoscenti di questa persona, di Marco Crepaz, insomma,
che riposi in pace e veramente un abbraccio anche da qui, anche da noi, dell'Amico del Popolo. Ciao a tutti, buona giornata da Luigi Guglielmi.